Evangelo secondo Marco, capitolo 3. La guarigione dell'uomo che mana cionco. Nata volta Gesù era trasuto, come al solito, in la sinagoga, in mezzo a tutta quella gente. Gesteva un uomo che teneva una mano cionco. Tutti i mastri legge e farisei, che volevano asciarne un motivo per accusare Gesù, innanzi a tutto il popolo, si mettettero a guardare lontano, per vedere se Gesù avesse fatto un miracolo a quello che teneva che la mano cionca. Proprio da tanto che era giorno di sabato. E Gesù ricetta a quello che teneva che la mano cionca: "Susate, vieni qua e mettiti vicino a me." Poi si vutai a tutte le ricette. E sabato sa da fare bene o sa da fare male, sa da salvare una vita o sa da lasciare perdere. Ma nessuno di loro tenette il coraggio di rispondere. E Gesù, guardandoli sdignato, si rammaricava per cuore tosto che tenevano e ricetta a quell'uomo: "Stieni la mano tua." Subito chi la stennette e all'istante la mano sua tornai sana. Tutti i farisei, chi ne sdigni e con felo in coppa musso, se ne ascettano fuori rinda a quella sinagoga e s'aunettano con tutti i discepoli e rote e facettano un consiglio contro Gesù per fa morire. A folla che segue Gesù. Gesù invece se ne è là, insieme a tutti i discepoli suoi si fermai vicino al mare. La folla assai rossa, rinda a Galilea, la ietta pressa. Troppo un poca, pure a rinda a Giudea, a rinda a città di Gerusalemme, a rinda a terra Idumea, da Decapoli, all'altra parte del fiume Giordano, a coppa all'arena Tiro e Sidone. Una folla assai rossa venette innanzi a essa, come sentettero pure loro tutto quello che Gesù stava facendo. Gesù, vedendo che la folla cresceva sempre più, ricetta a tutti i discepoli suoi che la mettessero a portata in mano una barcatella per non essere scamazzata tutta quella gente. Perché tutta quella gente, avendo saputo che Gesù aveva fatto sta buona parecchie loro, tutti quelli che tenevano in cuore a loro malanne e malattie, si buttavano in cuore a esse solo per toccare e venivano sanati a tutte le malattie che tenevano in cuore. Pure che gli spiriti infami, come vedevano, si buttavano innanzi ai piedi suoi e alluccavano forte dicendo: "Tu sei o figlio di Dio." Ma Gesù strillava con fermezza e comandava tutti gli spiriti infami che avevano sta zitti e non avevano fatto sapere a tutta la gente che essi erano figli di Dio. A scelta dei discepoli. Gesù se ne saiette per un coppa una montagna, chiamai vicino a esse tutti quelli che esse aveva scivato e che le avevano appresso. In mezzo a loro ne scegliette 12, perché non solo stessero sempre insieme con esse, eppure per mandare a predicare il regno di Dio, e perché tenessero pure loro che lo potere scacciare i diavoli. E questi sono i nomi, e chi li 12: Simone, che mettette il nome Pietro, poi Giacomo, Zebedeo e Giovanni, che era frate Giacomo, e che chiamai Boanerges, figlio tuo, poi Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio Alfeo, Taddeo, Simone, o Cananea e Giuda Iscariote, che poi fu quello che tradette. Trasette rinda a casa sua e s'aunettero nata volta attorno a essa una folla tanta rossa che Gesù e i discepoli suoi non potevano manco mangiare. E i parenti suoi, quando sentettero questo, ascettano subito poi a pigliare, perché dicevano: "Chi sti asciutto pazzo?" Tutti quelli di mastera legge invece, che erano scesi a rinda la città di Gerusalemme, dicevano: "Chi sta imbussato è Belzebù, proprio tuo capo del diavolo, che l'ha dato potere scacciare i diavoli." Ma Gesù chiamai tutta quella gente e si mettette a parlare loro, servendosi le parabole. Ma come può fare Satana a secutare a Satana? Se un regno non è unito rinda a essa stessa, ma è spartuto, dicitemi voi, come farà questo regno a si mantenere? Se in una casa non ci sta concordia, ognuno fila per fattere i suoi, e l'uno si mette contro l'altro, che la casa finirà presso, rinda non scatascia.
Stessa cosa succede pure a issa, se Satana si mettesse contro issa stessa, o regni suoi non potrà più regnere, e o regni suoi saranno presto smantellati per sempre. Nessuno potrà mai trasì per rubare in una casa, e non assai forte, se prima non l'attaccherà buona e meglio, e sulla roba che l'avrà attaccata buona e meglio, si potrà rubare tutte le cose che stanno in quella casa. O peccato contro lo Spirito Santo. E proprio perché ricevono chi sta impossessato un demonio, Gesù ricetta a loro: io vi posso assicurare che ai figli dell'uomo sarà perdonato ogni cosa, eppure tutte gli stemmi che avranno diritto, ma chi avrà stemmato lo Spirito Santo non sarà mai perdonato, perché chi lo peccato non potrà essere perdonato, manca in da vita eterna. A parentela Gesù. Petramente Gesù parlava con la gente in una casa, arrivavano fuori la mamma sua e i frati suoi che volevano parlare con essa, ma non potettero trasire in quella casa, perché era piena di gente. O mandarono a chiamare. Attorno a essa tanto stava assettata un cuofo di gente da dicendo: Maestro, fuori non c'è sta mamma, e frate tuoi e sorelle tue e te vanno a lasciare. E essa rispondette a loro: e chi è mamma mia? E chi sono i frati miei? Posta nenne in mano sua, vuole discepoli, che stavano attorno a essa ricette. O vi canno mamma mia, e vi canno i frati miei, perché ognuno che fa volere Dio, chi sta per me è frate, sorella e mamma.